impianto di questo tipo. E peraltro va ribadito che Costituzione e Repubblica costituiscono un binomio inscindibile e va detto come non ci sia Repubblica italiana se non c'è la Costituzione e non c'è Costituzione se non c'è una Repubblica. E ricordo come nell'articolo 5 della nostra Costituzione si parli di Repubblica una indivisibile che riconosce e promuove le autonomie locali. Questa saldatura storica, che ha avuto una sua evoluzione dal periodo iniziale fino a questi anni, ha assicurato l'unità e la forza del Paese, tanto più in un contesto caratterizzato a un certo punto dal processo di integrazione europea. Ora non c'è neanche ragione di ritenere che non continuerà ad assicurare questa coesione e questa maturazione anche per il futuro. Tra l'altro ricordo come siamo passati di recente, nel 2006, attraverso un referendum costituzionale, era il giugno del 2006, che ha ottenuto il consenso popolare sulla base del testo costituzionale del 1948, pur con le modifiche che erano state apportate nel 2001 al titolo quinto nella seconda parte per quanto riguardava le autonomie territoriali. Un aspetto che voglio considerare è quello relativo alla Costituzione come fattore di modernizzazione e di crescita civile. Con la entrata in vigore della nostra Costituzione, con questa Costituzione, l'Italia entra nella modernità, in una prospettiva comune con le più avanzate democrazie europee. La Costituzione italiana ha aperto, rispetto a quello che era stato il passato, una via democratica di modernizzazione del Paese che era assolutamente alternativa rispetto alla via imposta dal fascismo, che aveva promosso il superamento dell'epoca passata in un'ottica e in una chiave autoritaria, autarchica, da regime, di quello che era il vecchio modello dello Stato liberale. Quindi questo unico percorso di processo civile, costituzionalizzazione, modernizzazione ed europeizzazione dell'Italia costituiscono l'unità del progresso anche all'epoca attuale. Quindi è cominciata questa storia, questa specie di storia di libertà che va interpretata in maniera unitaria senza considerare fratture tra una prima e una seconda parte della Costituzione o fra prima e seconda Repubblica, divisione che mi pare piuttosto artificiosa. L'appartenenza al popolo, così come ce lo ricorda l'articolo 1 della Carta Costituzionale, l'appartenenza al popolo di una sovranità esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione, come i principi di libertà e di uguaglianza riconosciuti dagli articoli 2 e 3, trovano la loro prima garanzia nella articolazione pluralistica del pubblico potere fra organi ed enti operata nella seconda parte del testo. E proprio questa articolazione ha a sua volta consentito di affrontare i problemi di governo di una società sempre più complessa e diversificata. Ci sono soluzioni verso un ulteriore ammodernamento diversificate, soluzioni cui ha dato luogo, che hanno presentato anche delle disfunzioni, che vanno corrette attraverso riforme anche se necessario di livello costituzionale. Sappiamo che a questa linea che si pone all'interno della nostra Carta Costituzionale se ne oppone un'altra che consiste in quella che io ritengo una vera e propria illusione di risolvere i problemi di governo in termini di concentrazione del potere, di trasferimento di competenze decisionali alle tecnocrazie, di depolitizzazione e depolitizzazione della società. Veniva ricordato nella fase iniziale, nella presentazione, quello che diceva Licio Gelli nel giornale di oggi, facendo un chiaro riferimento al piano di rinascita di, non condivisa memoria. E però la frase che diceva Licio Gelli, che i politici attuali non ne hanno la statura, non mi trova consenziente, nel senso che io farei un po' più di attenzione a quello che sta succedendo, perché non condivido assolutamente quello che Gelli dice di se stesso, cioè di avere una statura superiore. Io in certi momenti, quando si parla di libertà di stampa, quando si parla di libertà di cittadino, quando si parla di tutelare chi ha di meno, di tutelare il lavoratore,
ho l'impressione che l'allievo attuale, il Presidente del Consiglio attuale, allievo, abbia superato il maestro, il gran maestro sarebbe da dire, visto che anche Berlusconi aveva la tessera della B2. E quindi direi che in questa situazione bisogna stare attenti che ci sono dei passi già compiuti più in là rispetto a quello che era il piano di rinascita di Licio Gelli. Io tratto, prima di passare a alcuni punti specifici, do alcuni spunti di riflessione per quanto riguarda delle riforme della Costituzione vigente. E credo che bisognerebbe partire dalla riaffermazione del valore positivo dell'esperienza costituzionale italiana e attraverso una linea evolutiva di continuità storica politica, attraverso questo si possono individuare puntuali, realistiche e coerenti linee di riforma concernenti sia la Costituzione sia la legislazione ordinaria. Il programma di riforma istituzionale deve proporsi di correggere le tendenze negative che si manifestano nel cuore del sistema politico rappresentativo, ponendo al centro dell'iniziativa la questione della forma del Parlamento. La chiarezza delle premesse può essere ritrovata nella volontà di confermare l'impianto di fondo della Costituzione, la cui origine abbiamo ricordato e sappiamo che significato ha. E bisogna sviluppare le linee evolutive più mature e condivise. E quindi bisogna individuare nella Costituzione vigente le basi di un programma di riforma che dovrebbe comportare un'azione di riforma ispirata secondo determinate finalità. Alcune di queste cercherò di individuare e di specificare. Ritengo innanzitutto essenziale che vengano ampliati gli spazi di partecipazione e di decisione democratica dei cittadini contro le interpretazioni plebiscitarie del mandato popolare. Non è necessario che spieghi a chi faccio riferimento o a che cosa mi riferisco. E ricordo tra l'altro come proprio in questi ultimi anni, in questo ultimo periodo storico, noi stiamo sopportando a livello parlamentare una limitazione della volontà popolare attraverso la legge elettorale, questa legge elettorale definita dal suo stesso inventore la legge Porcellum. È una legge che è assolutamente un punto di snodo, è una legge che va assolutamente superata, perché questa legge Porcellum ha staccato di fatto il rapporto tra cittadino elettore e parlamentare eletto. Ha consegnato nelle mani delle segreterie nazionali dei partiti la capacità e la scelta dei nostri rappresentanti in Parlamento. E questo è un vulnus, una ferita gravissima per il nostro tessuto istituzionale e costituzionale. Io non mi dilungo sul punto perché credo che anche qui a Mogliano ho già avuto occasione di parlarne durante i precedenti incontri. Avevo anche presentato assieme ad altri colleghi senatori già nel 2006 un disegno di legge di riforma e di eliminazione di questo sistema Porcellum, e va detto che purtroppo a tutte le segreterie nazionali di partito, guardate tutte, da Rifondazione alla destra, compreso Ulivo, per tutte, andava bene invece questa legge elettorale. E credo che allora sarebbe proprio il caso di farci sentire come cittadini nelle forme più adeguate per cercare di sensibilizzare i nostri rappresentanti politici da livello locale a livello nazionale per convincerli a cambiare questa impostazione di tipo elettorale.